Per la Giunta ci sono 10 giorni dalla data della proclamazione che non è ancora arrivata, ma siamo già a buon punto e cercheremo ovviamente di fare il prima possibile nell'interesse del Veneto e dei Veneti. Sceglieremo persone che nel loro percorso politico, professionale o formativo abbiano avuto un bagaglio, abbiano maturato un bagaglio importante nell'ambito di riferimento. Hai detto per i Veneti, hai detto sarà il presidente di tutti i Veneti. Cosa si sente dire anche a quel 52-53% che non ha votato? Beh, innanzitutto è fondamentale lanciare un piano di lavoro per incrementare l'affluenza alle urne. Per farlo serve coinvolgere soprattutto le nuove generazioni. Proprio per questo ho deciso di trattenere la delega alle politiche giovanili e di occuparmi direttamente delle questioni che riguardano i giovani. Ci saranno molti giovani anche in giunta, diciamo, neofiti. Beh, faremo del nostro meglio, poi ovviamente il Consiglio regionale è stato eletto dai cittadini, sulla base di quello faremo le scelte migliori per il Veneto e per il nostro straordinario territorio. Qui saranno consiglieri, non ci saranno esterni, sono tutti consiglieri eletti. Ma faremo delle valutazioni al momento opportuno, in questo momento stiamo ovviamente valutando prima gli eletti e poi faremo le nostre valutazioni sulla base degli ambiti di riferimento.